È terminato il campionato d'eccellenza Girone A nella sezione regolare, ma non è terminato per la Pro Favara, che ha conquistato degnamente l'accesso ai play-off. Una stagione fantastica per i ragazzi di mister Catalano e per la società gialloblu, che ha creduto in questo risultato. Domani la prima partita dei play-off contro il Don Carlo Misilmeri, per cercare di proseguire questo cammino che potrebbe portare anche alla promozione in Serie D. Grazie alla migliore posizione in classifica, la Pro Favara domani ospiterà in casa il Misilmeri e ha la possibilità del doppio risultato, ovvero pareggio e vittoria, ma un vantaggio che non ne viene considerato tale dal mister e dalla società, perché vogliono che i propri ragazzi si impegnino fino in fondo per cercare di andare avanti. Ma sentiamoli. Ma intanto devo dire che ci siamo meritati questi playoff, perché credo che abbiamo disputato un ottimo campionato. Domani sappiamo che abbiamo una partita difficile contro una squadra forte, una squadra attrezzata all'inizio per vincere il campionato. Sicuramente verrà qua cercare in tutti i modi per superare questo turno, ma sicuramente troverà un Favara pronto, un Favara con tantissima voglia, perché vogliamo continuare ad andare avanti. Continuare ad andare avanti vuol dire lottare per il primato e quindi per la Serie D. I ragazzi sono pronti, sono motivati? Ma i ragazzi sono stati sempre pronti, sono motivati, ci tengono tantissimo. Poi sognare non costa nulla, no? È un qualcosa in più. Noi ci siamo regalati questi playoff e vogliamo continuare a regalarci qualcosa in più. Non so dove possiamo arrivare sinceramente, ma ce la metteremo tutta per arrivare il più lontano possibile. Il doppio risultato sicuramente non ci deve dare grande soddisfazione, perché lo sgambetto può essere dietro l'angolo. Assolutamente, la stessa cosa dicevamo con la partita con l'Enna. Noi dobbiamo fare una partita importante, una partita attenta, tosta, dobbiamo andare in campo per vincere. Poi è vero che negli arco dei 120 minuti abbiamo dei risultati, ma poi alla fine ci pensiamo, prima dobbiamo cercare di vincere la partita a tutti i costi. Allenamento del sabato, rifinitura, che squadra ci sarà domani in campo? Squadra solito Favara, squadra motivata, squadra vogliosa, squadra che sicuramente andrà in campo a fare la partita come abbiamo sempre fatto, e cercheremo di portare a casa questa vittoria. Abbiamo fatto quello che si doveva fare, perché volevamo arrivare a migliorare la classifica dell'anno scorso, e facciamo i playoff contro una squadra fortissima che era predestinata anche a vincere il campionato. È una squadra che si è messa ora in forma, perché sono rientrati tutti i giocatori che hanno avuto infortunati, quindi sarà una partita bellissima, fatta di calcio vero, perché ci sono due squadre che secondo me possono ambire anche a categorie più importanti rispetto a quello che è stato il campionato di quest'anno. Speriamo bene, io penso che il Favara farà la sua partita e speriamo di dare una soddisfazione ai tifosi per andare avanti. Come i ragazzi approcciano questo importante incontro che veramente può rendere esaltante tutto il campionato? I ragazzi stanno tutti bene, il mister ha tutti a disposizione e tutto dipende da loro. Io ho sempre detto a questi miei ragazzini che il destino se lo scelgono loro, perché sono padroni del proprio destino.